Ronaldo? Bene, mi hanno dato come Il comincio. mio viene fuori a destra e non so. Buongiorno a tutte e a tutti. Porto innanzitutto il saluto del collega... Microfono. È acceso. Porto innanzitutto il saluto del collega Alessandro Rota, che avrebbe dovuto introdurre questo incontro, ma che a causa di un problema di salute non può essere presente oggi. Mi ha chiesto pertanto di rivolgere a voi alcune parole di apertura e di accompagnare l'avvio di questo seminario dedicato all'intelligenza artificiale con Silvia Craffa, professoressa di logica matematica presso l'Università degli Studi di Padova. Questo appuntamento si inserisce in un percorso di approfondimento che il Consiglio regionale del Veneto sta portando avanti ormai da tanto tempo sui grandi temi dell'innovazione tecnologica e delle loro ricadute sulla società, sulle istituzioni e sulle persone. Perché è chiuso l'audio? L'intelligenza artificiale non è più soltanto una prospettiva futura, è già parte del nostro presente, nei modi in cui cerchiamo informazioni, produciamo testi, traduciamo, riceviamo suggerimenti e interagiamo come strumenti digitali sempre più sofisticati. Proprio per questo il nostro compito non è soltanto comprendere il funzionamento tecnico, ma interrogarci sul suo significato umano, culturale ed etico. In particolare, il seminario di oggi può essere considerato la naturale prosecuzione ideale del primo incontro di questo percorso iniziato nel 2024 con Federico Faggì, figura di straordinario rilievo internazionale nel campo dell'informatica e dell'elettronica. In quell'occasione abbiamo avuto modo di riflettere non soltanto sugli sviluppi tecnologici dell'intelligenza artificiale, ma anche sulle loro implicazioni più profonde sul piano umano, etico e filosofico. È interessante osservare come, pur partendo da percorsi professionali fortemente radicati nella matematica, nella logica e nelle scienze formali, sia Federico Faggin sia la professoressa Craffa siano giunti alla medesima consapevolezza. La tecnologia non è un fatto puramente tecnico e l'intelligenza artificiale non può essere compresa soltanto in termini di prestazioni, calcolo o innovazione, ma richiede una riflessione sui valori, sulle responsabilità e sull'idea di uomo che essa presuppone e contribuisce a modellare. Nei precedenti appuntamenti del ciclo dei seminari del lunedì, il Consiglio regionale ha dedicato con illustri relatori grande attenzione soprattutto agli aspetti giuridici dell'intelligenza artificiale, la tutela dei diritti, la protezione dei dati personali, i temi della responsabilità, della trasparenza e della regolazione normativa anche alla luce delle recenti iniziative europee. L'incontro di oggi, pur senza trascurare gli aspetti giuridici e regolatori, ci invita ad allargare ulteriormente lo sguardo. Parlare di intelligenza artificiale come tecnologia non neutrale significa riconoscere che essa non è soltanto uno strumento da usare bene o male, ma un insieme di scelte progettuali, culturali ed economiche che orientano il modo in cui decidiamo, lavoriamo, produciamo conoscenza e costruiamo relazioni. La domanda allora non è soltanto che cosa l'intelligenza artificiale possa fare, ma che cosa il suo impiego ci induca a ripensare dell'uomo, della società e delle istituzioni. L'intelligenza artificiale rappresenta certamente una straordinaria opportunità per migliorare processi, organizzazioni e servizi anche all'interno delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, proprio perché essa è destinata ad accompagnarci sempre più da vicino nelle attività quotidiane, forse la domanda più importante non è quanto l'intelligenza artificiale sia intelligente, ma quali valori, quali responsabilità e quali idee di persona vogliamo continuare a porre al centro della trasformazione digitale. La nostra relatrice non è una presenza nuova per il Consiglio regionale del Veneto. La professoressa Craffa ha infatti già collaborato con la nostra istituzione quale componente del comitato scientifico dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, contribuendo con la sua competenza e il suo rigore scientifico alle attività dell'osservatorio, in particolare in occasione delle elezioni regionali dello scorso anno. Siamo pertanto particolarmente lieti di accoglierla nuovamente oggi per accompagnarci in una riflessione che, pur partendo dall'intelligenza artificiale, tocca questioni essenziali sul rapporto fra tecnologia, conoscenza e dimensione umana. Con questo spirito ringrazio la nostra relatrice per la disponibilità e tutti voi per la partecipazione, certa che il confronto che seguirà saprà offrire stimoli preziosi non soltanto per comprendere meglio la tecnologia, ma anche per riflettere sul ruolo che, come istituzioni e come persone, siamo chiamati a svolgere
in questa nuova fase della trasformazione digitale. Auguro a tutti, anche a nome del segretario generale del dottor Rota, buon lavoro e buon seminario. Intanto buongiorno a tutti, io ringrazio il Consiglio regionale per questo invito, è sempre un piacere tornare qui, mi sento sempre così ben accolta e mi fa piacere parlare di questi temi con voi perché si parla tantissimo al giorno d'oggi di intelligenza artificiale, di tecnologia digitale, ma ma non è mai abbastanza, no? Da un lato è troppo forse, dall'altro non è mai abbastanza. Spero oggi con questa chiacchierata di contribuire un pochino con delle riflessioni che possano attivare percorsi di riflessione. Io ho preparato delle slide, vediamo se... Fatta, esatto. Sì, direi da qui. Siamo tutti immersi in questa rivoluzione digitale. Siamo al centro di un cambiamento che è pervasivo nelle nostre vite. Vediamo come la tecnologia è già entrata in tutti gli ambiti della nostra vita. Siamo, come dire, nell'occhio del ciclone, siamo al centro di un cambiamento e guardare con oggettività questo cambiamento non è facile standone al centro. E già questo è un primo punto di consapevolezza, no? Sapere che possiamo fare del nostro meglio per guardarlo oggettivamente e razionalmente, ma non possiamo farlo fino in fondo perché ne siamo investiti. Il fatto che le nostre vite siano investite da questo cambiamento fa sì che anche un certo numero di emozioni, di aspirazioni, di preoccupazioni entrino nel nostro ragionamento. Ed è bene fare spazio anche questo, no? Lo vedremo pian piano. In questa immagine ci sono due poli, in questo periodo di moda polarizzarsi, no? Verso la luce o verso l'ombra. Non so se voi siete più entusiasti oppure catastrofisti, oppure siete un po' nel mezzo, no? Cercando un equilibrio nel mezzo. Attraverseremo un po' di luci e di ombre di queste tecnologie. La mia proposta non è offrire risposte, non sono qui a dirvi cosa fare e cosa non fare, non è offrire risposte, ma l'ambizione è quella di offrire dei percorsi di riflessione, delle riflessioni attorno a cui costruire insieme queste risposte, perché ognuno nel proprio ambito, con la propria sensibilità, la propria preparazione, il proprio tipo di lavoro, il proprio contributo a questa rivoluzione, può fare le proprie riflessioni e arrivare alle proprie risposte in dialogo gli uni con gli altri, come singoli e come società. Come istituzione nel vostro caso e come società e come paese più in generale. Molto spesso di fronte a questa rivoluzione, a questa polarità, come è stato detto nella perfetta introduzione che riassume benissimo lo spirito di questo incontro, molto spesso ci sono degli approcci pragmatici che dicono beh, la tecnologia sostanzialmente offre strumenti molto potenti, l'importante è utilizzarli bene, capire come si usa bene uno strumento porterà a un effetto positivo. Usare male uno strumento senza comprenderlo a fondo, utilizzandolo male, porterà degli svantaggi. Oppure un altro approccio pragmatico è quello di misurare costi e benefici. Se i benefici sono maggiori dei costi, ben venga, altrimenti è un problema. Sono approcci molto pragmatici che vanno benissimo in alcuni casi, ma sono piuttosto ingenui. Questo è ciò che vorrei affrontare per bene oggi. Ad esempio, l'etica dei costi e benefici va benissimo, molto spesso anche noi quando dobbiamo prendere decisioni facciamo una lista dei pro e dei contro e vediamo la bilancia dove pesa. D'altra parte, se i benefici sono più dei costi, ma sono benefici solo per alcune persone e i costi sono solo per una classe diversa di persone, beh, allora non è solo dove pesa la bilancia che è importante, anche per chi sono i benefici e se sono equamente distribuiti questi benefici maggiori rispetto ai costi. Quindi capite che anche l'etica dei costi-benefici molto pragmatica, ma a volte ingenua e va usata con cautela. Il punto di vista che vi offro è quello di guardare questo cambiamento complesso da un'angolatura specifica, la non neutralità della tecnologia. Ogni strumento tecnologico, dal più semplice al più sofisticato, non è neutro. Perché? Perché ogni strumento tecnologico è costruito con un obiettivo di progetto per fare qualcosa e quindi intermedia le nostre relazioni con qualcosa.
Ad esempio lo smartphone è tante cose, ma lo smartphone intermedia ad esempio le nostre relazioni con gli amici. Se parliamo con gli amici oppure con i colleghi di lavoro, ecco, anche come strumento di lavoro, WhatsApp come strumento di lavoro. Comunicare via WhatsApp per lavoro o comunicare via email per lavoro sono due comunicazioni diverse. Intermedia la comunicazione di lavoro tra colleghi in due modi diversi, farla passare via un'email o via WhatsApp. Ecco che quindi WhatsApp è tante cose, ma uno strumento di intermediazione. L'automobile, ad esempio. L'automobile intermedia la mia relazione con la città in modo diverso da una bicicletta. Io vivo la città in un modo o in un altro se mi muovo in auto o in bicicletta. Quindi sono strumenti che fanno appunto tante cose, ma se li vediamo come strumenti di intermediazione nei rapporti con gli altri, con il lavoro, con la società, con il divertimento, con la percezione anche di noi stessi. Vedete qui nella slide ho messo in basso c'è un'immagine di un'app che ci aiuta a ricordarci di camminare ogni giorno, un'app che ci sostiene nelle attività di fitness. Benissimo, no? Un invito, un'app che ci invita a camminare di più, benissimo, ma la possiamo anche leggere come una tecnologia che intermedia il nostro rapporto con il nostro fisico, il nostro rapporto con il benessere del nostro corpo. Se immaginiamo le smart band o gli strumenti, le smartwatch, quegli strumenti che indossiamo e che ci dicono la mattina come abbiamo dormito di notte. Beh, ci sono persone che guardano sull'orologio come hanno dormito di notte. Quello è un modo ben diverso di dire come mi sento stamattina, come ho dormito davvero stamattina. Stanno a intermediare il nostro rapporto con il sonno. Attenzione, qui un passaggio importante. Non sto dicendo che è un male o un bene. Il giudizio di bene o male, un'intermediazione buona o cattiva, è un giudizio di tipo morale, etico, il bene e il male. La filosofia morale si occupa di questo. Ginepraio, perché come si fa a decidere se è bene o male? Ma prima ancora di entrare nel tema è bene o male, che appunto è molto complesso e lasciamo alla filosofia la competenza di quell'area, prima ancora, se guardiamo con occhi non ingenui la tecnologia e vediamo dove è non neutrale, in che modo intermedia, beh, quello dipende da un ingegnere che ha progettato una cosa in un modo e non un'altra, ha progettato WhatsApp in un modo e non un altro. Allora quello è un obiettivo di progetto, è una progettazione ingegneristica, tecnologica, e riconoscere come è stato progettato e come altro poteva essere progettato, questa è una cosa che è a priori dalla morale. Quindi se prima ci abituiamo a identificare gli elementi di non neutralità, cosa è non neutrale, perché è non neutrale, che scelta tecnica è stata fatta qui, sulla base di questa osservazione possiamo poi entrare nel ginepraio. Bene, questa scelta non neutrale è buona o è cattiva? Lo capite perché questo primo passaggio sta su un piano precedente e su un piano più legato alla tecnica. Separando i due problemi, l'elemento di decisione tecnica dall'elemento di valutazione etica, già è un primo passo di ragionamento etico più ben fatto. E quindi la scelta finale, buono o cattivo, sarà poggiata su una riflessione più profonda e quindi più organizzata. Vedremo oggi tutta una serie di esempi, ma già qui ho messo anche le immagini di Google Maps. Google Maps non è una cartina stradale. Google Maps è un navigatore che ci porta attraverso la città. Una cartina geografica è un altro tipo di intermediazione che ci permette di orientarci nello spazio. Google Maps non ci fa orientare nello spazio, ci porta a destinazione. Sono due intermediazioni diverse con la geografia. Le AI overviews cosa sono? Quando noi cerchiamo qualcosa su internet, mettiamola così, internet rende disponibile tantissima informazione, no? Tutta l'informazione presente sul web è lì per noi, ma se non abbiamo un modo di recuperare questa informazione è come se non ci fosse. Google Search, il motore di ricerca, permette di raggiungere questa informazione. Quindi l'informazione è tutta lì, ma se non c'è l'intermediazione del motore di ricerca non la raggiungiamo. Ma gli AI overviews sono diverse da un motore di ricerca. Sono già una risposta a quello che cerchiamo preassimilata. È un raggiungere l'informazione già in formato preassimilato per noi. L'intermediazione verso l'informazione offerta da questi strumenti di AI overview è molto diversa dall'intermediazione offerta da un motore di ricerca.
Anche questa è una riflessione che sarebbe bello approfondire. E vi lascio lì come esempi di intermediazione in tanti ambiti che hanno a che fare con il nostro quotidiano. Ma c'era un passaggio prima, mi pareva, perché non si va indietro, ok. Vabbè, ok. Intelligenza artificiale, questo è il tema principale, no, della nostra chiacchierata. L'intelligenza artificiale è profondamente non neutrale come tecnologia e lo è a partire dal suo nome. Il nome intelligenza artificiale è un nome di marketing che è stato scelto apposta per attrarre finanziamenti negli anni 50, quando è nato questo nome, è stato scelto per attrarre i finanziamenti di ricerca. Chiamare questa ricerca macchine di inferenza statistica non avrebbe attratto tanto interesse e quindi tanti finanziamenti quanto il nome intelligenza artificiale. In realtà al giorno d'oggi questa keyword è utilizzata soprattutto nei giornali per veicolare tutto ciò che noi in genere attacchiamo al pensiero di intelligenza, che è quello dell'intelligenza umana. C'è qualcuno che parla proprio di cattura culturale di tutto l'ambito semantico dell'intelligenza umana. Tutto quello che noi anche inconsciamente associamo al concetto di intelligenza umana lo stiamo trasferendo automaticamente su questi strumenti per il solo fatto che si chiamano così. E questo trasferimento quasi inconscio è voluto dal marketing di questi strumenti, chiaramente. Quindi già il nome, in questo caso, non è neutrale. Le parole che usiamo danno forma alla percezione. Intelligenza, allucinazione, ragionamento, attenzione, addestramento, allenamento, apprendimento. Sono tutti termini molto tecnici che vogliono dire qualcosa di molto specifico, ma solo utilizzando queste parole noi li stiamo riempiendo di un sacco di altri significati. Ed è la prima cosa di cui essere ben consapevoli. I passaggi di oggi saranno 3, in particolare ci soffermeremo sul primo punto e capiremo in che modo l'intelligenza artificiale è non neutrale fin dal suo funzionamento scientifico. Entreremo un minimo nel funzionamento, ma lo capiremo tutti quanti, insomma vi tranquillizzo, non c'è matematica complessa, ma è importante capire come anche la matematica, l'informatica che c'è dentro, è non neutrale. Un atteggiamento classico è quello di dire, beh, insomma, la matematica sono numeri, l'informatica sono zeri e uni, l'importante è usarli bene per programmi buoni e non programmi cattivi. Vedremo perché anche la matematica che c'è dentro non è neutrale. E capiremo come la non neutralità scientifica diventa la radice di quelli che sono i problemi che troviamo negli articoli di giornale, di applicazioni che hanno creato qualche problematica concreta. Vedremo che in realtà si possono ricondurre a delle scelte non neutre a livello scientifico. Il secondo passaggio sarà quello di dire che non è affatto neutrale l'ambiente in cui la tecnologia si sviluppa. La tecnologia non accade nel vuoto pneumatico, non accade nel chiuso dei laboratori di ricerca. Un po' sì, ma questi laboratori di ricerca stanno da qualche parte. Purtroppo per l'intelligenza artificiale il principale sviluppo sta in laboratori di ricerca privati, non nel nostro paese, privati quindi fuori dalla comunità scientifica internazionale, o meglio, non del tutto fuori, ma insomma il dialogo con la comunità internazionale è limitato. Ma soprattutto la tecnologia può evolversi in tante direzioni. Ed è bene dire subito che questa intelligenza artificiale non è la miglior intelligenza artificiale che potremmo avere, da un punto di vista scientifico proprio. È un tipo di intelligenza artificiale che qualcuno ha scelto di sviluppare, spingendo la ricerca in una direzione e non in un'altra. C'è una enorme quantità di interessi di tipo economico, o meglio finanziario, per non dire poi politico, geopolitico, che stanno spingendo la traiettoria di sviluppo tecnica di queste tecnologie. Allora, se la ricerca non sta andando verso la miglior scienza possibile, ma in una direzione scelta da fuori, beh, non è neutrale per nulla. Un po' attraverseremo questo passaggio. E il passaggio successivo ovviamente è che se la tecnologia non è neutrale di per sé, nel suo modo di costruzione, non è neutrale il contesto in cui viene costruita, chiaramente la rivoluzione digitale è soprattutto un fattore non tecnico, ma un fattore culturale ed etico. E aggiungerei anche civico, soprattutto in questo palazzo. Vedremo un po' cosa riusciamo a fare in un'oretta di chiacchierata, eventualmente lasceremo alcune
alcuni spunti e se vorrete ci sarà una seconda opportunità. Io potrei parlare per ore di questo, ma insomma dobbiamo anche contenerci. Magari poi alla fine appunto ci sarà spazio per un po' di dialogo, di discussione, ma insomma vedrete che qualche spunto anche di dialogo ci sarà nel mezzo. Disclaimer, giusto. Mi sentirete parlare soprattutto delle criticità dell'AI, degli aspetti negativi, non perché io voglia suggerire l'effetto si stava meglio quando si stava peggio, buttiamo via tutto, assolutamente no, è perché delle possibilità e anche delle realtà positive che porta questa tecnologia se ne parla già tanto sui giornali, insomma ci sono tanti interventi che parlano degli aspetti positivi, un po' meno delle criticità, o quantomeno insomma quindi insomma mi sentirete indulgere dal lato negativo di questo sguardo, ma ripeto è solamente per apprezzare meglio invece questa tecnologia e prendere davvero ciò che può portare di buono, lasciando indietro ciò che non è e ciò che non vogliamo che ci porti. Okay. Bene, allora, che cos'è l'intelligenza artificiale? Intanto abbiamo visto che il nome non è neutro, il modo più corretto di chiamare queste tecnologie più complesse è quello di apprendimento automatico, machine learning, e vediamo insieme il più semplice algoritmo di machine learning in modo tale da capirlo insieme, perché da qui, pur essendo molto semplice, si capiranno un sacco di altre cose vere per tutta una serie di algoritmi molto più complessi di quello di cosiddetta regressione lineare. Poco male. Vedete questo grafico in cui ci sono un sacco di puntini azzurri. Ora, noi vogliamo, in questo esempio, costruire un algoritmo che predice a quanto riuscirò a vendere la mia automobile usata. Un algoritmo quindi di predizione. Voglio vendere la mia automobile usata. Alleno un algoritmo a fare predizione di prezzo di vendita. E come lo alleno? Lo sottopongo a una serie enorme di esempi di auto usate vendute ad un certo prezzo. Ognuno di questi pallini azzurri è un esempio di allenamento, è un'auto effettivamente venduta. Sull'asse orizzontale c'è il numero di miglia che ha percorso nella sua vita, sull'asse verticale c'è il prezzo in dollari o quello, non so bene l'unità di misura, ma insomma a cui è stata venduta. Quindi ci sono una marea di esempi. E poi c'è questa linea rossa. Cos'è la linea rossa? La linea rossa è ciò che apprende la macchina. L'algoritmo di regressione lineare è dire alla macchina: scegli tra tutte le rette rosse che puoi disegnare su questo piano, scegli la linea rossa che meglio ti racconta tutti questi esempi. Lo ridico: scegli la linea rossa che meglio ti racconta tutti questi pallini azzurri. Lo vedete che in qualche modo, non posso dire la media perché statisticamente non è la parola giusta, ma questa linea rossa ci racconta un po' il trend di questi pallini. È la linea che minimizza la distanza dal maggior numero di pallini. Potremmo raffinare la definizione scientifica con qualche formula, ma non è qui il punto. Okay? Quello che fa la macchina, dati tutti i pallini, trova la linea rossa migliore. Matematicamente significa trovare il coefficiente angolare e l'intercetta. Sono due numeri che dicono qual è la pendenza della retta rossa. Una volta trovata la retta rossa, la macchina può buttare via tutti gli esempi. Le basta mantenersi la retta che le racconta tutto quello che ha appreso, il cosiddetto modello dei dati. Buttando via tutto il resto, usando solo la linea rossa, può fare una predizione. Come fa? Posso prendere la mia auto usata, che non è tra quella che lei ha visto tra i suoi esempi, controllo quante miglia ha percorso, scelgo sull'asse orizzontale il numero di miglia della mia auto usata, tiro su in verticale, guardo l'ordinata sulla linea rossa e quello sarà il prezzo di predizione di vendita della mia auto. C'è qualcosa di intelligente qui? Beh, insomma, qualche cosa di intelligente c'è, però molto diverso dall'intelligenza di predizione. Okay? Che qualità ha il prezzo predetto da questo algoritmo? Beh, molto scarsa in realtà. Se proviamo ad usarlo, prevede molto male. Ma perché? Perché ogni esempio di auto usata conosce solamente quante miglia aveva percorso. Quindi ogni esempio ha due informazioni, le miglia percorse e il prezzo. Due informazioni. Ma se per ogni esempio raccolgo anche che segmento di auto è, in che condizioni è, che marca è, se è tenuta bene oppure male, quindi per ogni pallino invece di due cose ho 3 informazioni, 10 informazioni, 100 informazioni, tanto al giorno d'oggi di dati ne ho tantissimi, posso fare una geometria invece che a 2 dimensioni, una geometria a 10 dimensioni, a 100 dimensioni.
L'algoritmo cercherà la retta non sul piano, ma la retta a 3 dimensioni, la retta a 100 dimensioni. È una geometria un po' strana, ma per i matematici non è niente di che. I computer lavorano velocissimi a dimensioni, a centinaia di dimensioni. I matematici lavorano a dimensioni infinite, quindi per dirvi a che punto siamo. Quindi per il computer non è nulla. Più arricchisco gli esempi di informazione, più un algoritmo semplice come questo mi darà delle predizioni più accurate. A un certo punto, ad una certa dimensione, mi accorgo, caspita, la predizione è anche buona. Questo è un algoritmo di intelligenza artificiale. Se avete capito questo passaggio, avete capito già tutto, perché adesso vedremo le conseguenze di questi effetti. Vediamo però un'altra forma di algoritmi di machine learning, che sono quelli di reti neurali profonde di cui avete sentito parlare. Sono leggermente diversi, perché ovviamente sono più complessi, ma l'idea è simile. Vogliamo qui allenare un algoritmo a riconoscere dalle immagini cani e gatti. Come si fa? Lo si espone in fase di allenamento a una marea di esempi di questo è un cane e questo è un gatto. Quindi sono queste immagini etichettate, vedete. La macchina deve in output produrre l'etichetta giusta, un cane o un gatto. Una volta allenato l'algoritmo, lo posso utilizzare. Gli presento un'immagine che non ha l'etichetta e se è stato allenato correttamente produrrà l'etichetta questo è un gatto. Se alleno a sufficienza la macchina con tanti esempi di cani e gatti anche in situazioni un po' strane, riconoscerà cani e gatti in situazioni un po' strane. Il punto è che se alla macchina allenata presento questa immagine, di sicuro non mi dirà questa è una zebra, perché nessuno gli ha mai parlato di zebre. Altra cosa che non dirà la macchina è non lo so che cos'è, perché l'output è stato programmato per essere solo cane o gatto. Nessuno ha fatto la scelta di inserire l'output non so. Lo capite come anche questa è una piccola scelta, ma può avere in alcuni casi effetti grossi. Che cosa mi dirà? Mi dirà una delle due, o cane o gatto, per forza, perché questo fa la macchina. Se noi andiamo a guardare, infatti, dentro c'è una rete neurale, che è una serie di grafi, frecce, vedete che ognuno di queste frecce ha dei numeri su questa freccia. Ognuno di questi numeri è un parametro. Quello che fa l'algoritmo di allenamento, l'algoritmo di AI, è trovare il numero giusto da mettere su ognuno di queste centinaia di grafi, scusate, trovare il numero giusto per ognuno di quelle frecce, okay, affinché alla prossima immagine di gatto mi dica gatto, alla prossima immagine di cane mi dica cane. Lo ridico, l'algoritmo non comprende nulla, non guarda le immagini, l'algoritmo classifica le immagini in base alle etichette che sono state scelte. L'allenamento è trovare il valore ottimale di milioni, miliardi di numeri, a seconda di quanto grande è la rete neurale, trovare il valore ottimale di questi milioni e miliardi di parametri interni affinché alla prossima immagine di gatto mi dica gatto con un'accuratezza percentuale molto alta. Né di più né di meno. Se chiedo alla macchina perché mi hai detto gatto in uscita, la macchina è trasparente, si parla di black box non scrutabili internamente. In realtà si sa benissimo cosa c'è dentro, l'hanno messo gli ingegneri, dentro lì qualcosa, dentro c'è una rete neurale del genere. Se io chiedo perché mi hai detto gatto in uscita, la risposta sarà perché quella freccia lì vale 14.2 e quindi questo è il motivo. Ma che senso ha il numero 14.2 rispetto al concetto di gatto? Nulla. Quindi c'è trasparenza, ma non c'è intelligibilità. I numeri interni non hanno niente a che fare con il problema che stanno affrontando. Questo è il vero problema delle macchine. Okay? Molto diverso, qui non spieghiamo certo la matematica, molto diverso, ma da un modello fisico-matematico. Questo è il modello fisico-matematico del funzionamento di un cuore, realizzato con anni di ricerca dal professor Quarteroni a Milano col suo team. Anche qui ci sono tante equazioni differenziali sofisticate, questa è matematica molto sofisticata. Anche qui se chiedo perché questo modello di cuore mi dice che la persona ha una fibrillazione, ma qui mi può dire perché 14.2 è il valore del parametro della quarta equazione. Ma la quarta equazione non è come prima una freccia dentro un grafo, la quarta equazione è qualcosa che mi parla della contrazione cardiomiocitica, delle cellule del cuore, l'aspetto come si contraggono elettricamente, oppure se il valore 14.2 sta in una delle ultime equazioni, è perché sta nell'equazione che mi parla della fluidodinamica del sangue nel cuore.
Quindi quel numero è associabile a qualche cosa legato al problema che sto affrontando. Questo nei modelli matematico-fisici. Nei modelli informatici sono numeri che semplicemente ottimizzano una classificazione. Quindi, e questo è il cuore scientifico di tutto, l'intelligenza artificiale non è altro che un insieme di algoritmi che sono sostanzialmente sistemi probabilistici che riconoscono regolarità statistiche all'interno di enormi quantità di dati. Quindi sono costruiti su base statistica, non con un modello matematico-fisico di funzionamento di qualcosa, ma su base statistica. Questo è un punto non neutro, non perché la statistica sia cattiva, assolutamente, ma perché la statistica è solo una parte della matematica. Come dico di solito, il teorema di Pitagora, quello sull'ipotenusa e i cateti, il teorema di Pitagora non vale statisticamente. Pitagora non è andato a misurare qualche milione di triangoli e ha tirato fuori la sua formula. No, è un teorema che vale con la robustezza della logica matematica. Non è la stessa cosa, non è lo stesso tipo di validità che hanno le analisi statistiche. Soprattutto per questione elettorale, no? Sappiamo che la statistica è importantissima, no? Sappiamo anche, è importantissima e sappiamo anche come maneggiarla con cautela. La statistica funziona bene se soddisfiamo le sue funzioni di funzionamento. Per esempio i dati su cui faccio statistica devono essere rappresentativi, abbastanza, di qualità. Queste stesse assunzioni statistiche è fondamentale che siano rispettate anche negli strumenti statistici di AI. Tutti i problemi della statistica ci sono pari pari anche nell'AI. Il problema è che quando vengono utilizzate queste applicazioni di natura statistica non si sta tanto a controllare se le assunzioni sono rispettate. Questo è il guaio. E questa è la radice non neutra di tanti problemi nella pratica, che adesso vedremo. Quindi, ad esempio la qualità dei dati, la confusione tra correlazione e causalità, la mancanza di spiegazioni, la difficoltà di testing dei risultati statistici, insomma adesso lo vedremo. Quindi per loro natura sono strumenti che andrebbero utilizzati solo in quei contesti che sono tolleranti al rischio di non rispettare queste assunzioni. Vediamo qualche esempio. Lo stesso tipo di algoritmo che aiuta, che insegna alla macchina a distinguere tra cane o gatto, lo possiamo utilizzare esattamente nello stesso modo, allenandolo su immagini di tipo diverso, ma lo possiamo usare per allenare la macchina a distinguere in questa radiografia c'è un tumore o non c'è un tumore, esattamente come distinguere cane o gatto. Prendiamo tanti esempi, lo alleniamo con una certa accuratezza. Ma già l'ambito medico è più delicato. Stessa cosa, lo stesso tipo di algoritmo si può utilizzare, vediamo, attenzione, perché non va avanti, eccolo qui. Lo possiamo utilizzare per far riconoscere ad un'immagine presa da una telecamera che sta riprendendo uno scenario di teatro di guerra, possiamo far riconoscere un volto e dire questo volto non è un cane o un gatto, ma è il volto di un terrorista oppure di un cooperatore di una ONG. La tecnica di identificazione è la stessa identica del cane o del gatto, ma capite che un errore, anche se l'accuratezza fosse 99,9%, un errore di questo tipo è ben diverso da un errore di cane e gatto. Ecco che questo spiega quelli che sono i danni collaterali e tutta una serie di casi di cui si parla al giorno d'oggi sui giornali. Io ora non voglio entrare in questo tema perché andrebbe trattato in maniera precisa, ma insomma eventualmente in un'altra occasione potremo entrare in questa situazione. Ma un dato che voglio dare è, sapete qual è l'accuratezza del sistema di identificazione dei target utilizzato dall'esercito israeliano? Questo da un'inchiesta sul Guardian che è emersa qualche mese fa, quindi insomma è pubblico. L'errore di interpretazione è del 10%. 10%. Quindi 10% di etichettature sbagliate. Nonostante questa accuratezza, viene deciso di utilizzarlo e di dare all'operatore 20 secondi per scegliere se dire ok a queste etichettature oppure no. Okay? Ora, senza commentare più di tanto, però è oggettivo che l'ambito militare, l'ambito della guerra, è un ambito perfetto per degli strumenti che non sono ancora messi davvero a punto. Perché se c'è un errore di identificazione, maledentificazione in un ambito civile, in un posto di lavoro, subito l'azienda dice ma io faccio causa a questo che mi ha venduto questa cosa che ha un'accuratezza così precaria.
Okay? In ambito invece militare, in ambito di guerra, far valere i diritti, riconoscere insomma, le responsabilità è molto più delicato. Ecco che quindi diventa a volte addirittura un parco giochi per queste tecnologie, perché possono essere sperimentate, ritoccate, anche migliorate, senza troppi effetti giuridici all'intorno. È bene sapere tutto questo, no? E poi un algoritmo che dall'accuratezza del 90% passa al 91% viene venduto anche come algoritmo più etico perché fa meno effetti collaterali. Ma a che percentuale diciamo che è davvero etico un algoritmo del genere? Lo capite che possiamo aumentare quella percentuale, ma la natura è sempre di questo genere. Non c'è un riconoscimento di immagine, c'è una classificazione sulla base di dati. Quindi, al di là di che cos'è un algoritmo e della sua quantificazione in termini di qualità, è sempre importante pensare a cosa vuol dire mettere nel contesto reale questo algoritmo. Se lo mettiamo in un ambito di medicina, vorremmo certe cose. In un ambito di guerra, altre cose. In ambito educativo, scolastico, altre cose. Quindi per valutare la qualità di questi strumenti non basta una valutazione tecnica sulla loro efficacia, la formula e i numeri che ne danno la correttezza, ma serve anche valutare come cambia il contesto in cui viene utilizzato. Come viene utilizzato davvero una volta che esce dal laboratorio e come cambia, come retroagisce sull'ambiente in cui viene utilizzato. Vediamo. Che qua. Ok, esatto. Per esempio, come cambia la guerra avendo uno strumento del genere? Al netto della sua accuratezza effettiva. Come cambia il modo di fare guerra avendo strumenti di questo genere? Come cambia il modo di fare medicina avendo strumenti di questo genere? Come cambia il lavoro a scuola? Ce lo chiediamo tutti i giorni, anche all'università. Come cambia il lavoro, ciascuno il proprio, avendo questi strumenti che hanno questa natura, che hanno questi errori, che hanno questo tipo di funzionamento e che devo guardare, supervisionare, gestire? Come cambia? Al di là di guardare lo strumento in sé, il messaggio è non guardiamo solo lo strumento, ma tutta la nicchia in cui viene inserito. Lo strumento e il suo contesto coevolvono, si direbbe in biologia. Retroagiscono l'uno sull'altro, proprio perché la tecnologia non è neutra, è uno strumento di intermediazione con la guerra, per esempio. E tutto questo diventa come cambia la politica attorno a questi strumenti, che ha a che fare con il gestire, con il gestire tutti questi ambiti. E non solo, come cambia l'uomo, la visione di uomo. Tu sei un dato, sei un insieme di dati, sei un'etichetta da riconoscere più o meno correttamente, o l'uomo è qualcos'altro. Il lavoratore è un insieme di performance, un insieme di funzionalità che può fare, o è qualcos'altro? Queste sono le domande che ci aiutano a rispondere come usare bene o male questi strumenti, ma senza affrontare queste domande, questo è il cuore di queste domande, se noi fuggiamo a queste domande di fondo, faremo fatica a prendere delle decisioni anche molto più semplici. Ora, rispondere a una domanda come cambia l'uomo, ci possiamo anche chiudere qua dentro per una settimana, chiaramente non risponderemo, no? Non è quello il punto, ma se neanche proviamo a chiederci che cosa vediamo all'orizzonte come cambiamento, che cosa vorremmo come cambiamento, se neanche ci poniamo delle domande profonde, di sicuro le domande superficiali non ci risponderemo in maniera appropriata. Andiamo un altro po' nel dettaglio, ok? E guardiamo qualche esempio di assunzione statistica che può essere la sorgente, la radice di tutta una serie di problemi concreti. Allora, chiaramente questi strumenti lavorano a partire dai dati. La qualità dei dati è fondamentale, questo ormai se ne parla tantissimo sui giornali. Se i dati sono di cattiva qualità, contengono pregiudizi di genere o di etnia, è chiaro che le macchine apprenderanno pregiudizi. Ok, ma c'è un altro passaggio sui dati che mi sta più a cuore, il concetto di datificazione. Vedete qui la piramide che dice io parto dai dati, ci costruisco informazioni, conoscenze, insomma e così via. Le macchine lavorano dai dati in su, fanno analisi di dati, ma i dati non sono la realtà. Vedete questa erbetta sottostante, no? Questo si chiama il ground truth, la realtà. I dati sono la rappresentazione della realtà. Quello che a me interessa di solito è la realtà.
ma non posso mettere un uomo, un curriculum, per esempio se voglio valutare i curriculum di candidati a un posto di lavoro, come metto una persona dentro una macchina? Devo tradurre la persona, il suo curriculum, in un insieme di dati che poi la macchina macina. Ma c'è uno scarto irriducibile tra la realtà e la sua versione datificata. Questo scarto è irriducibile. Posso lavorare con tutti i dati che voglio, ma c'è qualcosa che si perde in questo scarto. Allora, a seconda delle applicazioni, ciò che perdo può essere poco rilevante, come per esempio in ambito industriale, benissimo con l'intelligenza artificiale. Prendo una caldaia industriale, ne faccio il suo gemello digitale, lavoro con il suo modello virtuale su computer e faccio tutta una serie di prove, per esempio la manutenzione predittiva, il monitoraggio real time, tutta una serie di test, o anche su un aereo, no? Invece di costruire un aereo, che è costosissimo, costruisco prima il suo gemello digitale, faccio tutta una serie di test sul suo gemello digitale. Ma in questo ambito la datificazione non è così problematica, perché la fisica, l'ingegneria mi dice tutto di questi strumenti. Così come in ambito biochimico, per esempio, l'interazione tra molecole, benissimo. Ma se comincio a utilizzare la stessa tecnica anche in ambito sociale o in ambito umano, allora lo scarto tra la realtà e la sua versione datificata potrebbe essere particolarmente problematico. Ecco quindi le applicazioni nell'ambito di recruitment, quindi risorse umane, in ambito di algoritmi che scelgono chi ammettere o meno nei college universitari, oppure anche in ambito sportivo, come sta cambiando lo sport facendo prendere delle decisioni alle macchine invece che agli arbitri. Adesso, a seconda del vostro sport preferito, magari ognuno può avere delle opinioni diverse, ma come sta cambiando anche lo sport, il tipo di show che si fa, il tipo di spettacolo che ha una partita con o senza questi algoritmi. O in ambito per esempio di polizia, adesso la polizia predittiva, il policing predittivo sta andando un po' meno di moda perché ci si è accorti che non funziona, ma intanto un sacco di governi hanno pagato software a caro prezzo per vedere che poi non funziona. Quindi si va verso altre forme di sorveglianza, altre forme di supporto per le forze dell'ordine. Qui ci sono per esempio gli effetti della body cam addosso agli agenti di polizia durante le manifestazioni. Il solo fatto di avere una body cam che inquadra le persone, al di là di se funziona o no, avere un pezzo di plastica che riprende tutto fa sì che il comportamento sia di chi lo indossa sia chi è di fronte sia diverso. È non neutrale un pezzo di plastica addosso ad un poliziotto. Ripeto, poi diremo se è buono o cattivo, ma solo un pezzo di plastica cambia tutto questo. Quindi troppo spesso avviene con questi strumenti che la complessità di una persona viene ridotta a un numero, il rischio di non ripagare un mutuo che viene richiesto a una banca, il rischio di essere o non essere un lavoratore di successo in questa azienda. Questo schiaccia questo scarto tra la realtà e i dati. Spesso, in molte situazioni di queste applicazioni, quello che vorremmo fare è valutare, per esempio, un curriculum, valutare la pericolosità di qualcuno, valutare il rischio di credito di una persona. La valutazione è un concetto molto complesso, molto ricco e molto delicato. Quello che si fa invece è misurare quella persona, misurare quel curriculum, spostando sullo strumento di misura la presunta oggettività della valutazione. Allora si dice, se devo valutare io, pensiamo a un insegnante a scuola, devo valutare un ragazzo, difficilissimo valutare, in più ci sono insegnanti poco capaci, insegnanti che ce l'hanno con i ragazzi, perché è oggettivo anche quello, okay? Succede, la valutazione umana ha questi rischi, e quindi si dice misuro la performance dello studente con un test a crocette. Questo sarà più oggettivo. Non è mica detto che sia oggettivo. Il metro di per sé è oggettivo, ma chi ha scelto il metro ha fatto una scelta non neutra. Perché questo metro e non un altro? Perché questa serie di domande a crocette e non altre? Sembra oggettiva la misurazione, in realtà nasconde le scelte da qualche parte sotto il tappeto, che ci sono sempre. Quindi quello che cambia spesso è spostare la responsabilità dalla persona che è in primo piano nella valutazione alla scelta e l'uso dello strumento. Ripeto, non voglio dire buttiamo via le misure e torniamo alla valutazione, no, perché si possono fare danni enormi, non voglio dire che uno è meglio dell'altro, è semplicemente che l'oggettività che si racconta spesso nei dati e nella misurazione non è così oggettiva come ci piace raccontarci.
e spesso sta a nascondere un problema di responsabilità, soprattutto al giorno d'oggi in cui prendersi una responsabilità è un rischio enorme, visto che ognuno è pronto col suo avvocato già a far causa per come apri bocca. È un dato di fatto, ma questo è un problema del sistema. Okay? No, io andrei avanti perché... Ok. La differenza tra causalità e correlazione non ci entro nel dettaglio, chi di voi ha fatto un po' di statistica lo sa, ma il principio di funzionamento è sempre questo di riconoscere regolarità statistica all'interno di enormi quantità di dati, quindi anche per scegliere se assumere o no una persona sulla base di un curriculum, la macchina, l'intelligenza artificiale, compara il curriculum del candidato con degli esempi di curriculum di lavoratori in gamba dentro l'azienda. Questa analisi di comparazione ha lo stesso principio di funzionamento della vecchia frenologia di un paio di secoli scorsi. Vi ricordate Lombroso che nel misurare i bozzi e gli avvallamenti del cranio di una serie di ladri dice tutti quelli che hanno la forma del cranio di questi che sono ladri perché sono in prigione saranno ladri anche loro. È lo scambiare le correlazioni con la causalità. La frenologia non è scienza, è stata screditata come scienza chiaramente. Quello che fa l'AI è frenologia sotto steroidi. Statistics on steroid è il modo in cui gli ingegneri informatici chiamano loro stessi la loro intelligenza artificiale. Statistica sotto steroidi. Il claim di fondo che cos'è? Lombroso ha guardato troppo pochi ladri. Se prendessimo tutti i crani di tutti i ladri di tutto il mondo, vedremmo che sono talmente diversi tra loro che non c'è nessuna forma che davvero predice, parola delicata, l'essere un ladro. Quindi l'assunzione di fondo dell'AI è che la quantità di dati tolga le correlazioni spurie lasciando solo quelle che interessano. Ma quello che fanno questi strumenti è esattamente quello che faceva la frenologia. Vista così è un'altra cosa. ChatGPT e i Large Language Model funzionano in modo un po' simile. Quello che vorrebbero catturare è la semantica delle parole, così come vorremmo la relazione causale tra le cose, no? Vorremmo catturare la semantica delle parole, il significato delle parole nelle frasi. Ma viene invece targettato, viene scelto, identificato un surrogato più semplice da computare. Di qualità sufficiente se ne abbiamo abbastanza. Invece della semantica viene gestita la probabilità che due parole compaiano, cooccorrano dentro una frase. Quindi miagolare e gatto sono due parole che hanno senso l'uno con l'altro perché le troviamo spesso nello stesso contesto, nella stessa frase. Ora sto semplificando tantissimo perché i Large Language Model hanno tanti elementi di costruzione dentro, ma si poggiano su questo, esattamente su questo pilastro. Tutto sta su questa base. Scambiare la semantica delle parole. ChatGPT non sa che cos'è un gatto, assolutamente. Sa solo con che probabilità cooccorre con altre parole lì vicino. E questa probabilità l'ha appresa guardando tutto quello che è stato scritto dall'uomo e anche non dall'uomo ormai. Quindi questi strumenti producono non testi sensati né veri perché non c'è alcun concetto di verità. Producono testi plausibili, frasi plausibili. Questo è l'obiettivo di progettazione, la plausibilità dei testi. Non hanno alcun valore informativo, anche se a noi sembra che abbiano informazioni. Certo che ci sembra, ma siamo noi che riconosciamo il valore informativo. Non hanno alcun concetto di verità, di intenzione, di errore, di responsabilità, di dubbio. Non hanno alcun concetto di bene o di male, ok, già difficile, ma non sanno nemmeno se si sta discutendo di qualcosa di moralmente rilevante. Stiamo parlando di suicidio con un minorenne? Stiamo parlando di autolesionismo? Stiamo parlando di costruire una bomba? Non sanno che sono contesti moralmente delicati, perché non c'è alcuna semantica delle parole. Questa è una provocazione, però ve la lancio perché secondo me fa pensare. Questi strumenti, i Large Language Model, vanno pensati come macchine industriali, estrusori di stringhe, così come si estrude gli spaghetti o i fusilli. Sono estrusori non di parole, perché le parole gatto lo pensiamo come questa cosa che si associa al significato del gatto, ma la macchina non ha il concetto di gatto dentro. Gatto per la macchina è G-A-T-T-O, è una stringa, una sequenza di caratteri. Per questo sono degli estrusori di sequenze di caratteri, tanto quanto sto estrudendo
la mia pasta. Se cambio il prompt, viene fuori una stringa di tipo diverso. Ora, è una provocazione ovviamente, però quest'idea di industrializzare il linguaggio con delle macchine, comparato all'opposto l'artigianalità del linguaggio, come l'artigianalità dei prodotti, no? Sono due tipi di economie, due tipi di modi di gestire la produzione profondamente diversi. È ovvio che guadagno qualcosa anche dalle macchine industriali, la scalabilità, maggior guadagno in un qualche senso, ma la qualità e l'originalità dei prodotti artigianali si perde per definizione. Questo tipo di dinamiche, associando artigianato e industrializzazione, può essere utile per guardare come lente a questi strumenti. Ripeto, non per buttarli via, ma per guardarli in maniera disincantata e capire dove e come usarli in modo appropriato. Per un estrusore di stringhe entrano numeri ed escono numeri. Siamo sempre e solo noi che gli proiettiamo significato. Quando diciamo la macchina mi ha prodotto un report meraviglioso, sbagliamo a mettere la macchina come soggetto. La macchina ha estruso delle stringhe che noi riconosciamo essere un report fatto bene. Okay? Qui non ho tempo di entrare nei dettagli, ma in realtà questa macchina sta prendendo l'incipit di Orgoglio e Pregiudizio, sono numeri rappresentati in token, andrebbe capito come, okay? E sta buttando fuori e vissero felici e contenti. Questo lo sto dicendo io, dice qualcosa a noi, no? Sta aggiungendo dell'ironia, ma per la macchina sono numeri dentro, grandi operazioni aritmetiche, numeri fuori, niente di più. Sapete perché ChatGPT non dice le parolacce? Se ha imparato la probabilità di co-occorrenza di parole nella stessa frase, e siccome di messaggi volgari e parole di odio è pieno il web, è pieno ciò che ha scritto l'umanità, dovrebbe aver appreso anche al generale delle frasi non raccontabili. Adesso non credo sia più così, però fino a tempo fa, se chiedevate a ChatGPT di produrre una barzelletta su Gesù, venivano fuori delle cose blasfeme e terrificanti. Se chiedevate a ChatGPT di produrre una barzelletta su Maometto, rispondeva: no, questo è un tema delicato, non mi chiedere questa cosa, non si può fare. E allora perché una religione sì e un'altra no? Ha capito qualcosa di strano? No, è perché la generazione di stringhe che hanno un significato viene filtrata a valle da intere città ormai di persone che lavorano a filtrare, rietichettare, mettere a puntino l'output di questi estrusori. È tutto lavoro umano, nascosto, precarizzato, invisibilizzato, che non viene raccontato più tanto nei giornali. Okay? Adesso si comincia a parlarne un pochino di più, ma perché i diritti e i ruoli di queste persone sono chiaramente poco rispettati. Quindi più che il perdere posti di lavoro, il vero impatto sul mondo del lavoro è già stato questo. L'invisibilizzazione e la precarizzazione del lavoro, che viene spezzato, invece di assumerti come dipendente, io spezzetto il lavoro in task, in cose da fare, e ti pago a task, a cose da fare. Questo è un modo di fare soldi attorno ai lavoratori profondamente diverso da un contratto e tu sei un mio dipendente. Questo non è innovazione, questo è capitalismo insomma, con delle idee vecchiotte, ma che funzionano. Potremmo anche qui raccontare tanto, ma per esempio l'inchiesta del Time rivelava che sono stati dei lavoratori in Kenya a togliere da ChatGPT tutte le parole offensive, no? Rivedendo le stringhe estruse, decidendo questa sì, questa no. Ma in realtà non è un lavoro solamente per persone di basso livello scolarizzato. Al giorno d'oggi ChatGPT è stato revisionato in modo tale che le cose di base vengano prodotte di buona qualità. C'è bisogno di etichettatori e raffinatori che siano gente con la laurea e il dottorato. Tantissime persone in Europa e negli Stati Uniti con laurea e dottorato vengono assunte per fare questo tipo di lavoro, per mettere a puntino le informazioni più sofisticate che buttano fuori queste macchine. Allora, come sta cambiando il lavoro per loro dipende anche da queste cose. Quarto d'orina ce l'ho, vero? Più o meno. Sì. Sì. Quindi, la qualità dell'output. Sono strumenti statistici. La qualità della statistica, che cos'è? Di nuovo, la statistica ci insegna, la scienza matematica ci insegna a gestire, a capire la qualità dei propri risultati. Ma di base
il controllo della qualità è sempre su base di test, di nuovo, statistici. Non c'è una dimostrazione come quella del teorema di Pitagora che dice la qualità è questa, ma c'è una batteria di test su cui io testo il mio algoritmo e se la percentuale di accuratezza più o meno sofisticata è di un certo livello dico va bene oppure no. Ma io ho fatto una certa batteria di test. Qual è la batteria di test corretta, esaustiva, che mi assicura che nella pratica ho controllato il funzionamento davvero tramite questi test? Nessuno lo sa. Questo è un ambito di ricerca molto interessante nella ricerca scientifica. Sono tutte strade bellissime da investigare dal punto di vista della ricerca scientifica. Il punto è che vengono venduti questi strumenti quando la ricerca non è ancora matura su questo. È molto meno costoso dire, ma a grandi linee funziona, vendiamolo, o meglio, altro che vendiamo, rendiamolo gratuito per tutti e utilizziamo così in modo gratuito una massa mondiale di beta tester, di persone che fanno il test. Vengono consapevolmente testati su di noi questi strumenti, che diamo un feedback senza neanche accorgerci. E sulle nuove generazioni ancora di più. Quindi gli effetti cognitivi, per esempio, degli strumenti di modelli di linguaggio stanno emergendo piano piano negli anni. Ma che cos'è se non un test a carico della nuova generazione? Molto diverso sarebbe applicare un principio di precauzione, che c'è nella legislazione, c'è principi di precauzione, fatti questa ricerca per bene. Dopo che hai dimostrato che non fa male, allora mettila sul mercato. Okay? Infatti il liability, il regolamento sulla product liability è stato aggiornato di recente nella Unione Europea per inserire anche alcuni degli aspetti dello sviluppo di intelligenza artificiale. Quindi non è vero che mancano completamente le norme per gestire questi strumenti, basta riconoscere che alcune cose rientrano perfettamente nelle norme che già c'erano e che vanno magari leggermente modificate. Okay? Quindi abbiamo già tanti strumenti per gestire tutto questo. Adesso non abbiamo il tempo qui, se ci volete un'altra occasione potremo entrare nei dettagli di questi esempi, ma solo per farvi vedere la prima frase, no? Sulla sicurezza fisica abbiamo già tanto lavorato in questo paese, non è ancora abbastanza perché incidenti sul lavoro ce ne sono tantissimi, ma nei cantieri, nelle industrie, il concetto di sicurezza degli operai, tutti gli apparati di sicurezza, è qualcosa su cui si lavora, è entrato nella cultura del lavoro e delle istituzioni e delle aziende, la sicurezza fisica, perché quando io vedo un operaio che si taglia un braccio e vedo del sangue che cola, capisco che c'è un problema e che la macchina non può ferire le persone. Sul piano della sicurezza cognitiva, invece, siamo molto più indietro. Un danno di sviluppo mentale di una persona o un danno di il chatbot con cui sto parlando mi rende insicuro o mi rende anche più arrogante, perché anche quello può essere un danno. È meno visibile un danno cognitivo, ma perché non vedere la sicurezza fisica e la sicurezza cognitiva come due cose simili? Se noi le mettiamo sullo stesso piano ci accorgiamo di avere già una serie di strumenti magari per gestire tutto quello che sono i danni cognitivi che stanno piano piano emergendo. Sono davvero generativi gli strumenti di AI? Sapete che la generazione recente è generative AI, quello che genera qualcosa, la creatività dell'AI. Entriamo in tutto questo. Vi ricordate le auto usate? Possiamo utilizzare quell'algoritmo di regressione lineare anche per fare AI generativa? Ma certo, così come facciamo predizioni, possiamo anche generare nuovi esempi di auto usate vendute a un certo prezzo. Significa generare nuovi pallini blu. Se io voglio generare nuovi pallini blu che sono auto usate, li genererò vicino a questa retta rossa. Quindi la retta rossa, il modello dei dati, l'ho usato per predire prezzi di vendita, ma lo posso usare anche per generare nuovi pallini, nuovi esempi. Se io genero pallini solo sulla retta sarò poco creativo. Se comincio a generarli un po' variati, un po' sopra, un po' sotto, sembrerà una generazione un po' più creativa. Vediamolo all'opera in questo doppio gruppo di immagini. A sinistra ci sono una serie di immagini di elefanti veri, a destra ci sono un gruppo di elefanti sintetici, elefanti che non esistono, generati dall'intelligenza artificiale.
Ovviamente è creativa l'intelligenza artificiale perché sta generando elefanti che non esistono, sono tutti diversi tra di loro, quindi ha una certa generatività, una certa creatività. Osservate delle differenze tra i due gruppi di immagini. In qualche modo quelli sintetici, quelli a destra, sono tutti con colori più vivaci. Gli elefanti sono tutti più in primo piano. Qualcuno in realtà ha due proboscidi, allucinazione, capita. Sono tutti elefanti più belli, perché i colori sono più vividi, sono tutti più ben fatti, c'è tutto l'elefante e l'elefantone. Il contesto dietro, lo sfondo, guardate lo sfondo dei due gruppi. In quelli sintetici lo sfondo è abbastanza irrilevante, tutto un po' simile, non è tanto rilevante. È l'elefante ciò che importa. In qualche modo, rispetto agli elefanti veri, si è persa diversità. Gli elefanti creativi, gli elefanti generati, sono tutti elefanti, ma sono tutti simili allo stereotipo di elefante. Sono tutti simili a quella linea rossa, più o meno l'elefante medio, con piccole variazioni perché sembri creativo. La macchina quello ha fatto, ha preso gli esempi di allenamento, ha dimenticato tutto quanto se non la linea rossa, la media, il modello, il concetto, lo stereotipo di elefante. E attorno a questo stereotipo genera, crea varianti. Ma vedete come si perde diversità? Questo spiega anche perché le nuove generazioni di modelli di intelligenza artificiale, che avrebbero bisogno di ancora più esempi che non hanno visto le generazioni precedenti, i nuovi algoritmi di AI non possono usare esempi sintetici per essere allenati. Gli esempi sintetici, i dati sintetici prodotti dall'AI precedente sono poco diversi tra loro e se li uso per allenare la nuova generazione viene fuori una pessima qualità di strumenti. C'è bisogno della diversità prodotta dall'uomo per creare strumenti che funzionino così. Questo è un enorme problema per gli sviluppatori di AI di oggi. I dati sintetici non producono nuovi algoritmi di qualità, proprio perché tutto è in un collo di bottiglia che si è perso dietro lo stereotipo di elefante. Qui lo vediamo bene. O un altro modo di raccontarlo è quello degli outlier, altro concetto ben noto in statistica. Se vogliamo fare statistica sui dati, e i nostri dati hanno in realtà pochi, rari esempi molto diversi dalla maggior parte, questi si chiamano outlier. Vedete lassù c'è un'auto che ho venduto per un sacco di soldi. Chissà che auto era. Magari era una Ferrari di un certo anno, o magari era una vecchia Panda, però tutta aveva trasportato Sofia Loren, che ne so. Chissà. Per la macchina sono pallini, sono dati. Okay? Ovviamente ne capita una su chissà quanti, è un outlier. Okay? Ora, la statistica cosa fa? Scarta gli outlier perché farebbe deviare tutti i conti, farebbe sballare la media, sappiamo anche noi, no? I numeri troppo infrequenti sballano la media. Gli algoritmi funzionano così, gli algoritmi fanno fatica a gestire ciò che devia dalla regolarità. Ciò che è un'anomalia non viene gestito bene dagli algoritmi, che quindi scarta questi outlier, per definizione li scarta. Qui è proprio diverso da come invece interviene l'intelligenza umana. L'uomo, l'intelligenza umana, lavora proprio bene lì, lavora sui casi particolari e dice ma aspetta che vado a vedere questo che è diverso perché ho raccolto male il dato e allora davvero lo scarto o è diverso perché mi racconta qualcosa di interessante? È un'eccezione e mi chiede un supplemento di indagine o è qualcosa effettivamente da scartare? In medicina, per esempio, le eccezioni in medicina spessissimo nascondono qualcosa di interessante. Se c'è una pandemia e c'è una persona che non si ammala, è l'unica che non si ammala che vai a guardare e dici ah, magari quello ha degli anticorpi che interessano tutti. È l'eccezione che racconta l'informazione, non certo vai a scartare l'informazione. L'intelligenza umana, quando dico intelligenza intendo solo quella umana, perché quello è quello che noi chiamiamo intelligenza, è proprio la capacità di tenere insieme le regole, guardandole con rigore e con elasticità. Lo ripeto, l'intelligenza umana tiene insieme il rigore delle regole e l'elasticità, sapendo quando deviare dalla regola per garantire il senso della regola, deviare dal protocollo per garantire il senso del protocollo,
Chi fa giustizia, avvocati, giudici, queste cose le sanno benissimo. Capire qual è il senso della regola. Ovviamente entriamo in un terreno rischiosissimo perché mai più si devia dalla regola così a casaccio. Possono fare danni, enormemente danni. Ma l'intelligenza umana ha quelle facoltà che chiamiamo per esempio capacità di giudizio, saggezza, qualunque cosa esse siano, esperienza professionale, sono capacità dell'intelligenza umana che aiutano proprio a lavorare correttamente in questa fascia elastica ma sempre profondamente razionale. La razionalità non è solo la deduzione logica, la razionalità non è solo il calcolo computazionale, e lo dico io da professore di logica. La razionalità è ben di più, c'è razionalità nella saggezza, è come se c'è razionalità nella saggezza. Qui raccontiamo quello che è la differenza tra la competenza e la professionalità. La competenza, soft, hard, skill, quelle che volete, la competenza nel portare a termine dei task, sempre più possiamo scaricarla in mano alle macchine che crescono su questo lato, gestiscono le regole con gli algoritmi super performanti. Ma la professionalità è quell'ambito del lavoro che ha a che fare con questo tipo di intelligenza e le macchine non hanno idea di come trattare questo lato della professionalità. Il professionista non fa la media degli esempi che ha visto. L'esperienza professionale non è fare la media dei casi che ho visto, è riflettere sui casi che ho visto. Il medico esperto non è che fa la media delle cartelle cliniche, si ricorda, sbaglia tantissimo magari, okay? C'è il margine di errore, ma la qualità del professionista è questo. Se noi ci dimentichiamo questa differenza e soprattutto se il mondo del lavoro oggi non dà valore a quella parte in più, non è un valore aggiunto essere un professionista in questo senso, allora è ovvio che le macchine prenderanno il posto dei dipendenti. Se noi del lavoro guardiamo solo la competenza, una macchina super competente è comparabile all'uomo. Se pensiamo invece che nel lavoro continui ad avere valore aggiunto quella parte di professionalità, allora stiamo tranquilli che le macchine non hanno proprio idea di come fare tutto questo. Già qua stiamo raccontando un sacco di cose, no? E qui stiamo capendo come tutto questo ha a che fare sì con la tecnica, ma insomma che la tecnica la facciano gli ingegneri che la sanno fare bene, ok? Ma non vuol dire lasciamola loro. Parliamo con questi ingegneri, ma soprattutto non facciamo in modo che sia solo la competenza che ha la parola nel mondo di oggi, okay? Nel mondo del lavoro di oggi. E passiamo più velocemente, adesso voglio andare verso la fine, però insomma un paio di passaggi molto più rapidi qui li volevo fare. La tecnologia non accade nel vuoto, no? L'abbiamo già detto che il percorso della ricerca sull'intelligenza artificiale coevolve e ha enormi pressioni che dipendono dal mondo politico e finanziario attorno alle grandi aziende che portano avanti questa ricerca. Una keyword interessante, un termine interessante è la cosiddetta economia delle promesse. Cioè tutta quella quantità di economia, la parola giusta sarebbe finanza, tutto il valore finanziario, okay, che sta nel continuare a promettere tecnologie sempre più potenti. Tra 5 anni succederà questo, tra 10 anni faremo questo, vedrete che fa addirittura questo. È un continuo entrare nel mondo dell'informazione con delle promesse di risultati tecnologici che servono sostanzialmente a far alzare un titolo in borsa oggi e domani. Quindi sono delle tecniche di tipo finanziario. Vedere ciò che si racconta dell'intelligenza artificiale sotto quest'ottica già ci fa capire che è non neutrale il racconto, ci fa distinguere ciò che è concretezza da ciò che è ideologia da marketing, appunto far soldi in questo modo, e quindi magari tenere solo ciò che rimane al netto, no, di tutto questo, okay? Senza farci ingannare da queste promesse che servono per mantenere il valore in borsa. Poi ovviamente c'è chi scommette in borsa, specula anche i propri risparmi sul valore di queste aziende, allora è un guadagno che si prende anche per sé, però questo è un altro par di mani. L'altro aspetto, macro aspetto da valutare, è che le big tech, questa manciata di big tech al giorno d'oggi, vanno lette non come aziende tecnologiche, ma come nuovi centri di potere. Questo è il modo migliore di guardarli.
Il report più recente dell'istituto AI Now Institute, un istituto di ricerca di New York, molto molto ben fatto su queste tecnologie, il report viene intitolato proprio Artificial Power, potere artificiale, potere del digitale. Perché al giorno d'oggi il potere economico si è fuso col potere digitale. Il potere digitale è il controllo delle infrastrutture, le strade su cui sta la nostra vita, non solo le strade delle automobili, le strade su cui sta la nostra vita, le infrastrutture sociali, di lavoro, di pensiero, di divertimento, sono in mano a poche big tech che ridefiniscono e riplasmano tutte le infrastrutture della nostra società. Sono nuovi centri di potere. Qui sotto in piccolo ho scritto quanti sono gli utenti di queste aziende. Se noi prendiamo per esempio i cittadini europei, in Europa i cittadini europei sono 450 milioni, 450 milioni di abitanti. Gli utenti di Facebook sono 3 miliardi. 3 miliardi di utenti di Facebook, 450 milioni di cittadini europei. Gli utenti di YouTube, 2 miliardi e mezzo. 2 miliardi e mezzo di utenti su YouTube. Capite che sono dei continenti di persone. Il potere che hanno è quello di nazioni. C'è chi li legge come governi privati queste aziende. Queste aziende sono governi privati. Hanno questo genere di potere. Quindi va benissimo parlare di questa applicazione, la prendo, non la prendo, la inserisco, va benissimo. Però non dimentichiamoci di guardare questo tipo di livello. Anche qua potremmo fare una lezione solo su queste cose, ma giusto accennando in che senso riconfigurano per esempio i fondamenti sociali del nostro vivere, plasmando la comprensione della realtà che passa attraverso l'interazione sui social, influiscono sul modo di pensare, di reagire, sullo stato, sulle onde emotive di rabbia, di entusiasmo, di preoccupazione, influiscono sulla comprensione della realtà. Ecco che ci sono la cosiddetta attention economy, che monetizza la quantità di attenzione, la quantità di tempo che spendete su queste piattaforme. Quindi progettare dipendenza per monetizzare la vostra attenzione. Tutto questo è un segmento ben noto dell'economia. La influence economy per influenzare i comportamenti, l'ipnocrazia per orchestrare gli stati emotivi, anche qui le fake news ovviamente. Altro fondamento sociale è il lavoro. Parliamo di come l'AI può eliminare il lavoro, ma non stiamo parlando del vero problema, è di come sta trasformando il senso del lavoro e la qualità del lavoro. Questo è già in atto. Ovviamente c'è anche una questione di chi il lavoro lo perde, ma prima ancora come cambia il senso del lavoro, il senso del lavoratore. Un po' l'abbiamo accennato, no? Adesso non c'è tempo di entrare in questo, ma questo è un tema importante. Come riconfigurano i fondamenti economici? Ho messo qua un paio di keyword di cui si discute, di nuovo, sono proposte di riflessione, non è che è la verità che scatola tutto. Però c'è chi parla di tecnofeudalesimo, quindi altro che innovazione, economia dell'innovazione, e il ritorno al feudalesimo. Cos'è il feudalesimo? È il feudatario che raccoglieva rendita, accumulava rendita facendo lavorare i suoi contadini. Perché si parla di nuovo di feudalesimo? Perché qua c'erano dei dati che dicono nelle imprese tradizionali, quelle che costruiscono qualcosa, tipo la Fiat, l'Enel, quelle aziende che costruiscono qualcosa, circa l'85% dei ricavi di queste aziende va in stipendi, dagli operai ai manager che prendono molto di più, ma insomma gran parte dei ricavi vanno in stipendi. Aziende come Google e Facebook, che guadagnano ricavi molto più alti, ma al di là della quantità, la percentuale che va ai loro dipendenti è circa l'1%. Allora, sono due modelli di azienda diversa, non è ho fatto un'innovazione perché sono più intelligente degli altri. Accumulo il mio ricavo nella rendita di qualcuno e non lo rimetto in circolo dandolo agli stipendi dei dipendenti. Quindi i dipendenti sono meno perché tanto devono gestire macchinari. Ovviamente pagano delle bollette stratosferiche per far funzionare i loro data center, quindi hanno dei costi effettivamente molto alti. Ma stiamo parlando di accumulo di rendita, per questo c'è chi la chiama tecnofeudalesimo. E anche vecchie tecniche di colonialismo, in cui cosa faccio? Esternalizzo i costi ambientali, per esempio vado a costruire data center là dove costa meno la terra, oppure esternalizzo il costo del lavoro, la mia catena di montaggio del mio large language model la faccio finire con tutti quei filtratori di dati
in Kenya, in Venezuela o nelle carceri, per esempio. Sono paesi in cui sono i carcerati che fanno un lavoro di filtraggio dei contenuti. E cos'è questo se non forme di neocolonialismo? Fino a, per esempio, qui ho messo un paio di punti sulla riscrittura dei fondamenti politici che vengono riscritti con queste big tech. La politica monetaria sta scivolando piano piano nella mano di chi gestisce enormi catene di stablecoin. Le criptovalute, le monete alternative, no? Una cosa è la moneta alternativa privata in mano a un'azienda privata, una cosa è l'euro digitale o il dollaro digitale che sta in mano a una banca centrale, che comunque è un'istituzione, al di là del mi piace o non mi piace le istituzioni finanziarie. Ma un conto è un sistema bancario pubblico, un conto è un'azienda privata. E battere moneta e entrare in un circuito un circuito monetario mondiale sta cambiando l'assetto di questi scenari. Quindi privati che fanno politica monetaria. Per non parlare poi della privatizzazione della sicurezza, la privatizzazione della guerra. Software come Palantir o Starlink decidono, a seconda di chi ce l'ha, chi non ce l'ha, oggi è acceso, oggi non è acceso il satellite, possono decidere l'andamento di una guerra, la politica di un paese. Tanta roba, Tanta roba. Andiamo verso la fine. Eventualmente faremo quel che manca dopo. Mark Zuckerberg all'inizio, no, della rivoluzione industriale, famosa la sua frase: move fast and break things. Disruption, veloci, distruggi, cambia, innova. No, abbiamo capito che no, stai calmo, mettici la testa col cavolo che vai veloce verso il nuovo. L'innovazione è muoversi verso il nuovo, ma se il nuovo non è migliore del vecchio, che ci interessa il nuovo di per sé? L'innovazione fino a se stessa non è utile, ok? Quindi riconoscere cosa è migliore è più interessante rispetto a riconoscere cosa è nuovo. Okay? Quindi si sta cominciando a parlare molto meno di disruption, perché si stanno vedendo tutta una serie di problemi emersi da questa tecnica di velocità. Un messaggio costruttivo, per esempio nelle istituzioni, nelle amministrazioni. Mettere una manata di software sofisticato venduto da magari una big tech migliora il nostro processo di lavoro? No. Se il processo è confuso, se il processo di lavoro è confuso, se le decisioni sono prese un po' alla rinfusa in maniera non ragionevole, metterci sopra una manata di software nasconde i problemi sotto il tappeto, ma non li sta risolvendo. Non è l'AI che aggiunge intelligenza dove manca l'intelligenza, questo è certo. Non è l'AI che risolve i problemi, ma li opacizza e li rende ancora più difficili da gestire. Molto meglio un'innovazione che si basa su un'infrastruttura solida, non nuova perché è nuova, ma un'infrastruttura solida, ben organizzata, ben pensata, ben progettata e ben mantenuta. E insieme all'infrastruttura i processi di lavoro sotto. Se i processi di lavoro non si accordano con l'infrastruttura, con il software che ci mettete, nello scarto creerete ancora più problemi. Ma immagino che questo, insomma, lo saprete meglio di me. Dove usare gli LLM e dove no, questo lo lasciamo magari alla prossima volta perché siamo già abbastanza cotti, ma sarà interessante magari entrarci. E andiamo verso la fine, no? Quindi abbiamo capito che l'intelligenza artificiale sì, è interessante, ma forse quello che può essere più interessante è quello che io chiamo intelligenza digitale, cioè l'intelligenza emotiva, per esempio, delle persone, no? Perché non sviluppare un'intelligenza digitale per l'uomo? Cioè guardare con intelligenza, dove intelligenza è tutto quello che rende ricca l'intelligenza umana, guardare con questo patrimonio di intelligenza anche al digitale. Okay? E tutto questo è una questione culturale, di formazione, di sensibilità, ognuno nel suo campo. È una questione culturale nel senso interdisciplinare. Ogni disciplina ha a che fare con il digitale e ogni disciplina ha il suo sguardo che può dialogare con lo sguardo dei tecnici e dire qualcosa dal suo background. È una questione etica che ha a che fare con il giudizio. Alla fine devo decidere sì, no, buono o cattivo. È una questione etica. Sull'aspetto etico, se vorrete, faremo un altro incontro specifico, perché insomma è interessante di per sé. E poi c'è un piano anche civico. Tutto questo, al giorno d'oggi, comincia a essere anche su un piano civico, cioè cosa posso fare io come singolo, io come gruppo, io come corpo intermedio, come comunità intermedia.
a livello di gruppo di associazione, a livello di comune, questi corpi intermedi sono stati un po' dimenticati negli ultimi anni. Invece hanno una possibilità di costruire, di addensare, di riflettere che è molto molto interessante. Il digitale connette le persone, si dice, no? Ma in realtà sta frammentando le persone, ognuna da sola, sta connettendo singoli. Perché non pensare a un digitale che supporta i corpi intermedi? A scuola, per esempio, dico il gruppo classe. Esiste il gruppo classe al di là del gruppo WhatsApp? Esiste la comunità di classe? Esiste la comunità degli studenti? All'università gli studenti neanche si passano più gli esami, gli esercizi per casa, no? Non si passano neanche più gli appunti, gli esercizi, non se li passano, ma non si conoscono neanche gli studenti tra di loro. Mi sembra così assurdo, no? Perché ai nostri tempi, no, adesso, in effetti si stava meglio quando si... Però era normale, vai da un compagno e dice, ma tu l'hai fatto l'esercizio, si passa, no? Nel bene e nel male. No, adesso viene più comodo andare dall'insegnante e dire, ma mi spiega questo perché, ma non hai un compagno a cui chiedere? No, non si conoscono, perché non c'è più quel tipo di comunità studentesca. Ed è sorprendente vedere. Come utilizzare il digitale per sostenere questi corpi intermedi sarebbe una bellissima domanda di lavoro. Quindi la rivoluzione digitale sposta il fuoco dagli strumenti all'uomo e inchioda l'uomo alle nostre responsabilità per rispondere a queste domande, che sono domande di senso. Ritorniamo da dove eravamo partiti, no? Cioè, al di là di come lo uso, che senso voglio per il mio lavoro? Ora che le macchine sono sempre più competenti, qual è il senso del mio lavoro? Ora che il pezzo di giornale te lo scrive anche ChatGPT, qual è il lavoro di giornalista? Di sicuro ChatGPT non va a fare un'inchiesta in una zona di guerra. Ha un valore essere giornalista d'inchiesta al giorno d'oggi? Sì, diremmo, ma nella pratica sì o nella pratica no? Se per un ragazzo è più conveniente scrivere un finto pezzo di giornale che serve per allenare un AI, piuttosto che lavorare in una redazione, perché una redazione giornalistica paga talmente poco il ragazzo che è più conveniente essere pagato da una big tech per scrivere finti pezzi di giornale per allenare l'AI. Non è un problema dell'AI, è un problema del sistema delle case giornalistiche. Ovviamente non solo loro. Se un atto in tribunale te lo scrive anche ChatGPT, qual è il senso del lavoro di avvocato? È solo scrivere atti o c'è qualcosa di più in questo scarto di professionalità? Nella scuola, per esempio, no? Qual è la natura e il valore di una lezione in classe, ora che su YouTube trovi tutte le informazioni che vuoi? Rispondendo a queste domande capirai come usare l'AI in classe. Se tu ti chiedi qual è il senso di una lezione in classe e ti dai una risposta, allora ti verrà naturale capire come inserire l'AI in classe, o magari come andare in cortile quel giorno, perché può essere innovativo anche andare in cortile, non per forza utilizzare un AI. Okay? Qual è la natura e il valore della democrazia? Se ci chiediamo questo, capiamo magari non solo come combattere le fake news, ma anche come lavorare, per esempio, sui corpi intermedi, per esempio. Qual è la natura e il valore del dialogo sociale, del dialogo politico? Se capiamo che genere di dialogo vogliamo, capiamo che infrastruttura di comunicazione lo può supportare e cosa no. Se non indugiamo un po' su queste domande, difficilmente capiremo come utilizzare gli strumenti. Basta, voglio andare verso la fine. È tempo quindi non tanto di parlare di macchine, perché già si parla e se ne parla da soli, no? Ma è tempo di parlare dell'intelligenza umana, della dimensione più autentica dell'intelligenza umana, recuperando tutti quegli aspetti dell'intelligenza, come dicevamo prima, che intervengono per esempio nel lavoro, ma in generale nella vita, la capacità di giudizio, la saggezza, la professionalità, di riscoprire queste, darle valore, metterle in luce e capire come coltivarle e come dare loro valore. È tempo quindi anche di verità, nel senso di distinguere ciò che è ideologia da ciò che è davvero. È tempo di cura della qualità del lavoro, non solo la qualità degli strumenti. E soprattutto di un sistema che incentivi queste cose, perché sennò anche i giovani, no? Mi si dice, ma tu insegni queste cose a far bene questo lavoro ai giovani, ma se poi non sono pagati per lavorare bene, perché stai costruendo aborti di laboratori. Quindi ci vuole anche un sistema che ritorni a dare valore a questi aspetti. Quindi, e qua veramente chiudo, è tempo di essere uomini nel tempo delle macchine, perché il focus sempre lì sta sulle persone.
Su questo vi ringrazio. Grazie. So che è tanta roba. Se volete un piccolo momento di domande, dialogo, vedo che qualche minuto c'è ancora, ma insomma capisco anche che è stata un po' una valanga di stimoli. Certo. C'è un... Ringrazio. Aspetta un attimo. Funziona? Bene, perfetto. Tanto ringrazio la professoressa, mi fa particolarmente piacere, poi come ex studente di UniPD ancora di più ovviamente da questo punto di vista. Io mi permetta, lo dico con una battuta forte, ma dopo tutto quello che ha detto e mi sento in parte chiamato in causa, io mi occupo di finanza e economia da 30 anni, per cui ci mancherebbe se non ho capito quello che dice lei. La traduco in questo contesto storico con una battuta che mi viene in mente in questo momento, che la situazione è chiara e limpida come il fango, fra virgolette, no? Perché assistiamo a una situazione del genere. E allora ha perfettamente ragione, io credo sia tempo, ne abbiamo discusso. Allora, il discorso della quarta, quinta rivoluzione dell'intelligenza artificiale, poi della sottobranca del learning machine, dei data machine, eccetera, è sicuramente una situazione non irrefrenabile, è un'evoluzione con cui dovremo convivere. Su questo siamo tutti d'accordo. Dopodiché che esistano delle zone d'ombra, lei prima mostrava Palantir, è uno che mi viene in mente non a caso, tra virgolette, e che ci sia una finanziarizzazione della questione dal lato, ovviamente, quando sei di fronte a centinaia di miliardi di dollari di investimenti, perché di questo stiamo parlando sull'intelligenza artificiale, è evidente che c'è naturalmente una parte di questo tipo. La cosa che condivido, come giustamente lei dice, e faccio tesoro un po' di quella distinzione fra diciamo professionalità e competenza, perché questo è un concetto da chiarire molto bene. Io provengo da un settore dove secondo me l'intelligenza artificiale ne ho già avuto modo di nel passato di toccare con mano. Le racconto velocissimamente un piccolo aneddoto. Nel 2001 c'era un fondo che si chiamava LTCM, Long Term Capital Fund, ne avrà sentito parlare, aveva al suo interno in gestione 6, 7, 8, non so quanti erano i premi Nobel all'economia. È saltato per aria con centinaia di miliardi di debiti e ha creato dei sconquassi sul mercato, come per dire, voglio dire, no? Probabilmente avranno usato quella che era l'intelligenza artificiale dell'epoca, ma poi la professionalità è tutt'altra cosa. E concordo con lei ovviamente che tutto non è un termine che a me piace molto, quello dello human capital, però tanto per identificarci da questo punto di vista, questa è la riscoperta da fare da questo lato qui. Quindi dovremo condividere con l'intelligenza artificiale. Poi io ho dei dubbi che l'intelligenza artificiale, e lo dico nel mio ambito, ma riesca a riconoscere le emozioni degli esseri umani. Assolutamente no, su questo non ci stia neanche a provare. Dopodiché viviamo in un contesto, lei l'ha detto, dove ovviamente la comunicazione, lei ha citato ovviamente i big player che di fatto dominano lo scenario mondiale, dove la comunicazione però ha un impatto di un certo tipo e la qualità delle persone, la cultura delle persone è un'altra cosa, anche quella da tenere in considerazione. Noi viviamo in un paese, lo dico, ma ahimè come l'Italia, che ha appena sopra la Romania il minor numero di laureati. Questa è evidentemente una questione importante da questo punto di vista. Come si convive su questo è difficile dirlo, possiamo però partire, secondo io credo giustamente dalle sue parole,
che sulle intelligenze artificiali ci sono delle zone d'ombra enormi in questo momento, e di questo dobbiamo tenerne conto dal mio punto di vista. Questo è l'aspetto che noi dovremo controllare più da vicino, altrimenti è difficile da questo punto di vista uscirne, e soprattutto rischiamo di consegnare le chiavi della nostra vita a pochi attori nel mondo, cosa che io non farei assolutamente. Grazie ancora. Grazie. Sì, ecco, grazie per questo commento, no? Questo anche mi fa venire in mente questa riflessione. C'è un molto parlare del human centered AI, l'uomo al centro e queste cose. Questo va benissimo, comporta però anche il rischio che diventi una cosiddetta buzzword. Mettiamo l'uomo al centro, human in the loop, human over the loop, documenti europei, l'uomo al centro, che non diventi il human washing, come c'è il greenwashing, il human washing. Cioè è bello da dire che lo facciano gli altri, no? Regoliamo le big tech perché lo facciano. Ecco, chiaro che bisogna farlo, questo sì. Però o si crede in qualche modo profondamente nel valore dell'uomo all'interno della società, oppure che lo facciano gli altri e alla fine non cambieranno le cose. Cioè, è vero che siamo in un percorso che è abbastanza poco promettente, insomma. Ma non è vero che è ineluttabile questo percorso. Ecco, una cosa che io credo fortemente è che ci sia enorme spazio per costruire già adesso. Non ci sarà una soluzione, ma una pluralità di soluzioni. Per questo è importante che ciascuno metta l'uomo al centro, non solo le big tech mettano l'uomo al centro, ciascuno mette l'uomo al centro, ciascuno prende la propria responsabilità in tutto questo. A seconda del lavoro che fa, laureato, non laureato, il politico, il cittadino più semplice, l'anziano, il pensionato, ciascuno può prendersi la responsabilità di mettere l'uomo al centro nella sua vita, nelle sue parole, nel suo modo di fare. In questo modo le idee che già serpeggiano e girano sono già realizzate in vari modi, possono emergere, mettersi in sinergia e cambiare le cose. Quindi la responsabilità su ognuno, dal grande al piccolo. Ecco, in questo io vedo un cammino positivo. Prego. Faccio una domanda forse stupida, però ascoltando il suo intervento, e la ringrazio moltissimo perché è stato davvero molto interessante, ma quando si parlava degli outlier, cioè dei puntini fuori dalla linea rossa, non sarebbe per astratto possibile spiegare all'intelligenza artificiale di stare attento a quei punti, cioè nel senso di dire fai pure la linea rossa, però prova a tenere attenzione anche degli outlier, cioè è questo che è la risposta che mi sono data ascoltandolo è in questo che sta la non neutralità, cioè però magari non è possibile farlo, cioè faccio una domanda da totale ignorante. No, ottima domanda. L'algoritmo di regressione lineare trova una linea, è veramente il più semplice, no? Ci sono tantissime idee per cercare di catturare un po' meglio chi è lontano dalla media, no? Quindi invece della linea ci sono algoritmi, una regressione polinomiale comincia a prendere la linea curva che cattura questi esempi, no? Quindi è già più espressivo un modello meno rigido di una retta. Altri tipi di tecniche trovano queste invece di linee più sfrastagliate, linee più sofisticate, perché prendano dentro il modello anche maggior numero di varianti. Ma per quanto sofisticato sia l'algoritmo, gli outlier continuano a esistere. Se prendiamo 1 miliardo di esempi e ce n'è uno su 1 miliardo, lo scarta qualsiasi algoritmo perché non sarebbe computazionalmente efficace o c'è anche questo effetto del cosiddetto overfitting dell'intelligenza artificiale, dei modelli che si adattano troppo alle particolarità del set di esempi di allenamento. A quel punto funzionano perfettamente sugli outlier su cui tu li hai allenati, ma non riconosceranno affatto gli outlier che non hanno ancora incontrato. Ti ricorda quando abbiamo visto i gatti, no? Quelli delle etichette? Io posso andare a riconoscere per bene il gatto etichettato in una situazione molto particolare, anche se è un outlier. Però riconoscere un altro outlier di tipo diverso non riuscirò se ho ottimizzato l'algoritmo per quegli esempi.
Quindi ci sono delle tecniche, la ricerca scientifica è bella proprio perché si cerca di catturare sempre di più quelle eccezioni, no? E trovare il modo sempre più flessibile, ma qui c'è uno scarto irriducibile metodologico. Non è possibile catturare tutti gli esempi, se no l'informazione che serve per catturarli tutti è equivalente ad avere la lista esaustiva e quindi non sarebbe trattabile. Grazie. Prego, c'è un forse. Grazie. Io ho visto all'inizio, quando lei ha presentato il grafico in bianco e nero, che forse quella è la rappresentazione molto semplificata eroine dello Yang, Interessante. con tutto quello che può esserci dietro. Poi lei ha fatto un altro richiamo all'andare in cortile. Beh, quello era uno dei metodi di insegnamento che si usava nell'antica Grecia, quindi comincio a intuire che forse dovremmo andare un po' a vedere il passato per capire il futuro e andarlo a vedere anche in maniera abbastanza puntuale, magari senza l'intelligenza artificiale. Venendo comunque alla domanda che volevo fare, secondo lei, se l'intelligenza artificiale venisse, come dire, robotizzata, cioè venissero messi l'algoritmo di intelligenza artificiale dentro robot, la datificazione della realtà sarebbe più accurata oppure si avrebbe un effetto distorsivo dovuto al fatto che magari gli algoritmi di riconoscimento dei sensori potrebbero non essere, come dire, evoluti tanto quanto quelli matematici che si usano adesso, diciamo, nell'intelligenza artificiale, che non stanno nella realtà ma stanno nei server? Questa è una domanda. Poi la seconda è un'altra considerazione. Se noi consideriamo che nel 1903 c'è stato il primo volo dei fratelli Wright e nel 1945 c'è stato il primo aereo a reazione operativo, peccato che fosse un aereo da guerra nazista, per cui non so quanto bene sia, se nell'arco di 42 anni e 2 guerre mondiali in mezzo siamo arrivati dove siamo arrivati, lei pensa che ci voglia un'altra guerra mondiale per arrivare ad avere qualcosa di più come l'aereo a reazione che abbiamo adesso, che ci porta in giro in tutto il mondo? Grazie. Grazie, domande non da poco. Beh, prima la più facile è quella sui sensori, la parte ingegneristica, no? Così come i software si migliorano, la ricerca sul software avanza rapidamente, anche la ricerca sull'hardware avanza, no? Quindi di mese in mese compaiono sensori sempre più sofisticati e sempre più sensori montati sullo stesso oggetto aumentano la capacità sensoriale, ma non spostano il problema. Quindi l'AI disincarnata o l'AI dentro una macchina robotica sono strumenti sostanzialmente dello stesso tipo, utili in ambito diverso. Prendiamo i robot che dovrebbero prendersi cura delle persone sole, per esempio, no? Tutto un ambito applicativo molto diffuso in Oriente. I robot che fanno compagnia agli anziani, per esempio, che assistono gli anziani nelle case di riposo. Anche lì, vogliamo andare a guardare quanto sofisticati sono i robot o vogliamo anche capire come cambia la qualità di vita e la relazione di queste persone con le macchine? Cioè, ci interessa la macchina o ci interessa come la macchina sofisticata cambia il suo contesto? Cosa sta intermediando? Non è di nuovo una questione di sensori, sicuramente nei mesi e dopo mesi verranno fuori degli strumenti migliori, più sofisticati, che faranno meglio quello che fanno. Ma di nuovo stanno intermediando che genere di relazioni? In una casa di cura stanno intermediando una relazione di compagnia, di cura, una relazione medica, psicologica. In guerra stanno intermediando un altro tipo di relazione. Certo che è meglio che si rompa un robot piuttosto che muoia un soldato, ma ha senso fare la guerra? Cioè, non andiamo a guardare vanno guardate anche queste domande molto concrete, ma non solo quella. È forse più interessante chiedersi perché siamo in questa situazione. È davvero una macchina più sofisticata che risolve il problema che voglio risolvere? Se la risposta è sì, investo su una macchina più sofisticata. Se la risposta è anche no o non solo, sposto un po' di finanziamento anche in altre direzioni. Questo si riallaccia un po' torniamo nel passato, no? Allora questo è molto interessante, questo punto di vista.
Di nuovo, io lo chiamo l'effetto si stava meglio quando si stava peggio, no? Non diciamo di essere retrogradi che nel passato si stava meglio, però non diciamo neanche l'effetto wow solo perché nuovo è migliore, no? Ci vuole un equilibrio. Se qualcosa l'umanità ha imparato in una serie di secoli, perché dimenticarlo? Il patrimonio di saggezza, per esempio, della filosofia antica, la filosofia greca, o la saggezza della filosofia orientale, perché far finta che non ci sia? Perché non mantenere ciò che di buono nel passato abbiamo capito? Quindi il ritorno al passato, non nel senso vogliamo vivere come una volta, perché andavamo tutti in cortile a fare lezione, no? Bisogna stare attenti a non inchiodare chi fa questi discorsi in retrogrado luddista, si stava meglio quando si stava peggio. No, sarebbe sciocco dimenticare quei tesori di conoscenza che l'uomo ha accumulato. Per esempio nella mia ricerca in questo periodo mi sto occupando di formazione professionale sul piano delle decisioni etiche con l'AI, utilizzando l'etica aristotelica. E non è che sono l'unica, c'è tutto un filone nella comunità scientifica internazionale, l'etica delle virtù, che prende pezzi di Aristotele e fa delle attività formative in aziende che fanno business. E allora diciamo, sì, si può fare, perché se Aristotele o Confucio o chissà chi ha già capito qualcosa delle dinamiche dell'umano, perché dimenticarle? Papa Leone ha pubblicato un'enciclica che racconta qualcosa dal tesoro della conoscenza della Chiesa. Perché non prendere delle proposte operative che vengono da lì se hanno del senso sperimentato lungo i secoli, no? Quindi con molta libertà di guardare nel passato, guardare nel futuro e comporre in una pluralità di voci che dialogano. Prego. La ringrazio molto per i temi molto interessanti e volevo esprimere una preoccupazione sul tema che ha trattato della sicurezza cognitiva, soprattutto nei confronti dei minori che ovviamente ci navigano nell'intelligenza artificiale e chiedono risposte della vita, a volte anche, visto che appunto come ha detto lei, l'intelligenza artificiale non sa cosa dice, mette un insieme di parole che però i ragazzi poi colgono in modo molto invece preciso. Volevo sapere se si sta facendo qualcosa in questo settore, se si sta muovendo la comunità per porvi freno, per porre delle regole e se per caso l'intelligenza artificiale è in grado di capire da chi viene posta la domanda per adeguare la domanda all'interlocutore. Giusto, grazie. Allora, su questo si sta cominciando a fare qualche cosa. In realtà è molto recente la percezione di questo rischio. Tra l'altro la mia impressione, io parlo un po' di queste cose già dal 2018 più o meno, e in quegli anni sembrava di essere il guastafeste della situazione. Insomma, chi parlava delle criticità era il guastafeste. È cambiata la sensibilità generale, adesso invece si parla molto di più dei rischi. Per esempio è stato sdoganato che i social network sono costruiti per creare dipendenza. E ufficialmente da pochi mesi, in cui c'è stato queste due grosse sentenze negli Stati Uniti che hanno condannato le piattaforme dichiarando ufficialmente che sono costruite per creare dipendenza nei minori, no? Prima era un'opinione, una sensazione, quindi comincia a esserci una sensibilità di massa più adatta a guardare le tematiche più delicate. E quindi adesso questi problemi dei chatbot con cui si chiacchiera e i rischi psicologici è un tema recentissimo. Se non c'è una preoccupazione generale è difficile che si mettano poi regolamenti, no? Stiamo pian piano secondo me uscendo da questa sbornia dell'hype, dell'effetto wow. Ecco, ne stiamo uscendo, che è un bene, di nuovo non per buttare via tutto ma per capire, no? Adesso si parla di vietare l'accesso ai minori fino a X anni per i social. Dei divieti del genere l'importante è che non rimangano solamente come una richiesta di identificati prima di entrare, perché si può benissimo far chiedere a ChatGPT chi sei, che stai parlando, sei un minorenne, ma basta rispondere no, non sono un minorenne, quindi si può barare, no? Quindi non è solo un problema tecnico controllare chi sta accedendo. Ecco, si può agire sul piano tecnico con dei vincoli, ma non è abbastanza. È importante affrontare questo problema da tanti punti di vista e la sensibilità generale che sta crescendo aiuta ad andare in questa direzione.
ma è ancora un po' presto. È che i danni però nel frattempo succedono. È anche vero che ci sono alcuni paesi come il Regno Unito che dicono di voler inserire i chatbot psicologici nel sistema sanitario nazionale perché aiutano di fronte a una carenza di psicologi. E allora anche lì magari il principio di precauzione potrebbe essere utile, no? Finché non dimostri che non fa male, aspetta. Quindi ci sono fughe in avanti. È un moto che procede con lentezza, ma l'importante è crescere di consapevolezza di questi problemi, e questo cambio di aria che sta avvenendo è una buona cosa. Questo magari accelererà alcune dinamiche. Bene. Forse per oggi è tutto, allora grazie per l'ascolto anche a chi ci segue da casa. Arrivederci.